Allora proseguiamo appunto questo pomeriggio appunto dedicato appunto alla storiografia, e quindi adesso introduciamo i due mari, ma dal punto di vista storiografico, e cominciamo con l'intervento di Antonio Musarra, Sapienza Università di Roma, che ha come titolo Il mare di fronte, questioni storiografiche sul Tirreno medievale. Anche qui non credo servano grandi presentazioni. Antonio Musarra appunto insegna storia medievale alla Sapienza di Roma, si è occupato si occupa anche un grosso progetto su cui sta lavorando adesso, appunto si occupa di storia del Mediterraneo, ma si è occupato di storia delle crociate, si è occupato di storia di Genova e spesso anche insieme di Venezia. Ha scritto diversi libri, soprattutto per il Mulino, per la Terza, di cui uno, per esempio, visto che parliamo di Genova e Venezia, che era proprio sulla la rivalità, l'accesa rivalità appunto tra le due città marinare nel Medioevo, ma si è occupato appunto di crociate, a diverse produzioni appunto in questo senso. E quindi ecco, adesso io gli lascerei la parola per questa appunto relazione. Prego. Bene, grazie innanzitutto per questa ospitalità e all'Istituto e a Ermanno, e grazie anche per avermi coinvolto nell'organizzazione di questo primo Avevo dimenticato convegno. di dire che fa parte anche del comitato scientifico. Non lo dicevo per... Non ribaltiamo le Siamo parti. non per No, mi fa molto piacere. Così come mi fa molto piacere presentare una relazione che una volta tanto non tocca nello specifico Genova, ma che si occuperà un po' di modelli storiografici. È un po' un azzardo, me ne rendo conto, dovrò, ahimè, per Egidio citare spesso Horden e Parcel, perché giustamente li infiliamo un po' dappertutto, però cercando un po' di capire in che maniera il Tirreno possa essere letto all'interno di quella prospettiva e se quella prospettiva è effettivamente valida. In ogni caso ringrazio anche Egidio per la sua relazione, perché effettivamente, lasciatemi soltanto dire questo, si nota un po' sia il ritardo della storiografia italiana rispetto ai temi di ormai 25 anni fa, ma anche la volontà di una ripresa, e proprio la presenza di due autori, curatori di manuali di storia del Mediterraneo, Francesco Paolo Tocco e il mio recente, assieme a Pietro Silanos, per il Mulino, che hanno avuto e hanno ancora una grande circolazione, dice come questo tema, il tema mediterraneistico, sia un tema che anche a livello di insegnamento, di docenza accademica, è all'ordine del giorno, e speriamo naturalmente che lo sia sempre di più. Allora, nella mia relazione non citerò eccessivi nomi, non è una tassonomia di tutti coloro che si sono occupati del Tirreno nel Medioevo. Naturalmente nel testo scritto cercherò di fornire quantomeno un orizzonte da questo punto di vista nelle note. Mi limito in questa fase a esporre quello che potrebbe essere un modello possibile. Nel 1974 Henri Lefebvre, filosofo, sociologo e geografo francese, pubblicava un testo destinato a esercitare un'influenza profonda sul pensiero umanistico contemporaneo, la production de l'espace. A suo dire, ogni società produce lo spazio che abita, traducendo nei paesaggi e nelle architetture i rapporti sociali e le forme di potere che la caratterizzano. Negli stessi anni Michel Foucault metteva in evidenza la natura spaziale del potere, esercitato attraverso architetture disciplinari, dispositivi di controllo e modalità di organizzazione del territorio, facendo dello spazio uno strumento politico, una vera e propria tecnologia del governo. Si era agli albori di quella svolta spaziale, spatial turn, teorizzata
compiutamente nel 1989 da Edward Soya, geografo e urbanista statunitense nel suo Postmodern Geographies, destinata a ridefinire il modo stesso di pensare la storia, la società, la cultura, spostando l'attenzione dalle strutture temporali alla topologia delle relazioni sociali. Più che un paradigma tuttora attivo, siamo di fronte oggi, mia opinione personale, a un lascito teorico diffuso, non più esclusivo nella costruzione del discorso storico. Tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, in parallelo con l'affermarsi della environmental humanities e della geografia critica, si è cominciato a parlare infatti di ecological turn, svolta ecologica, facendo dello spazio non solo un prodotto sociale, ma un sistema ibrido di relazioni in cui ambiente e società si coproducono. A differenza dello spatial turn, l'ecological turn estende la riflessione al rapporto dinamico fra umano e non umano, includendo nella storia i climi e gli ecosistemi come soggetti di trasformazione. Non si tratta di tornare a una visione deterministica della storia, di fare cioè dell'essere umano un epifenomeno della natura, ma di riconoscere la coesistenza e la reciproca modellazione dei processi storici e naturali. Le società umane e i loro ambienti si plasmano l'un l'altro, generando forme ibride di interazione materiale e simbolica. Applicata al Mediterraneo, la prospettiva ecologica impone di abbandonare l'immagine di un mare neutro, semplice cornice o luogo di transito, restituendolo alla sua natura di spazio storicamente prodotto in cui natura e cultura si codeterminano. Le coste, le correnti, i venti, gli stretti non sono soltanto elementi fisici, sono dispositivi ambientali, capaci di orientare la vita umana, di modellare i traffici, di condizionare le economie e di plasmare le culture politiche. In particolare, le riflessioni di Peregrine Horden e Nicholas Parcel hanno fornito a questa prospettiva una particolare forza euristica, ridefinendo il Mediterraneo come una costellazione di microecologie interconnesse, un sistema di relazioni locali in equilibrio dinamico tra frammentazione e coesione. La pubblicazione di Il mare corruttore, The Corrupting Sea, nel 2000, appunto si ricordava prima, pubblicato in italiano appena l'anno scorso e nemmeno nella sua versione integrale, gli autori lo giustificano, si diceva prima, proprio nell'introduzione, ha rappresentato un punto di svolta, superando l'immagine brodeliana del Mediterraneo come unità strutturale dominata dal tempo lungo delle permanenze. Gli autori ne hanno proposto una lettura policentrica e relazionale, fondata sull'idea che la varietà ambientale, climatica, topografica, biologica, generi una fitta trama di adattamenti, scambi e interdipendenze, quanto essi definiscono connectivity. Il mare non è più un'entità compatta, ma un campo di interazioni contingenti, dove l'instabilità diventa principio d'ordine e la diversità condizione di coesione. Un modello questo, lo dico a distanza di 25 anni, non esente da limiti. Il Mediterraneo di Horden e Parcel tende a privilegiare i meccanismi di autoregolazione delle microecologie locali, attenuando il peso dell'intenzionalità politica, quindi proprio della componente umana. Non a caso poi avremo la risposta di Abulafia sulla Human History of the Mediterranean. La complessità ecologica finisce per assorbire la volontà storica, trasformando la connectivity in un principio quasi autopoietico, in cui i processi si spiegano per inerzia più che per intenzione. La stessa nozione di crisi, ad esempio, perde spessore, poiché la fluttuazione diventa la regola e l'equilibrio un esito naturale del sistema.
Il rischio, in definitiva, è che la connectivity elevata a principio esplicativo scivoli verso una categoria descrittiva più che interpretativa. Resta da chiedersi dunque quale paradigma adottare per fornire una modellizzazione generale dei rapporti tra l'uomo e l'ambiente, che è l'oggetto di questo convegno. Un possibile approccio è quello di considerare lo spazio marittimo non come semplice cornice o sistema ecologico autoregolato, ma come dispositivo storico di interazione, in cui l'azione umana e la struttura naturale si condizionano reciprocamente attraverso pratiche istituzionali, tecniche e simboliche. In questa prospettiva il mare non è né soggetto né oggetto, ma mediatore, un campo di traduzioni, dove le società negoziano risorse, poteri, significati. L'unità d'analisi non sarà dunque la microecologia ambientale, ma la configurazione relazionale che nasce dall'intreccio tra vincoli fisici e decisioni collettive, tra infrastrutture e forme di governo. In breve, se l'ecological turn guarda all'ambiente come agente, il modello che vi propongo lo considera piuttosto come linguaggio del politico, il medium attraverso cui il potere si iscrive nello spazio. Ora, da questo punto di vista, il Tirreno costituisce un osservatorio privilegiato, non un frammento periferico, ma un laboratorio di interazioni, un intreccio di bacini interconnessi, di litorali che si fronteggiano, separati da soglie cerniere. La sua morfologia accidentata, dorsali vulcaniche, piattaforme sommerse, coste frastagliate, isole, ha imposto sin dall'antichità un ampio ricorso al cabotaggio, una fitta ridondanza di scali capaci di generare una cultura specifica, una cultura marittima della prossimità. A questa geografia fisica si sovrappone, non a caso, una geografia del potere diffuso, frammentato, una rete di giurisdizioni, di porti, dogane, frontiere mobili, capace di tradurre nello spazio marittimo le forme plurali della competizione politica. Siamo di fronte, insomma, a un sistema politico-ecologico, in cui le variazioni morfologiche si traducono in differenze economiche, istituzionali e simboliche per cogliere la complessità delle quali occorre adottare la scala giusta. Non quella del grande racconto, non c'è una storia del Tirreno, come invece è possibile una storia dell'Adriatico, è un dato di fatto, ma quella delle microgeografie decisionali, dove ambiente e decisione si intrecciano. Dal punto di vista geologico e idrografico, il Tirreno costituisce una delle aree più complesse dell'intero bacino mediterraneo, nato da un processo di distensione crostale retroarcale tardo-miocenico-pliocenico. Ho chiesto ai miei colleghi del Dipartimento di aiutarmi in questa definizione, generato dal rollback della placca adriatica e dalla rotazione del blocco sardo-corso, presenta un assetto morfo-batimetrico articolato, segnato da fosse abissali, dorsali sottomarine e apparati vulcanici ancora attivi, soprattutto quelli sotto il pelo dell'acqua, non solo quelli che conosciamo bene sopra. La profondità media del bacino supera i 2000 metri, con punte di oltre 3700 nella fossa del Marsili, uno di questi vulcani, una delle depressioni più estese del Mediterraneo occidentale. Le catene montuose che ne circondano le sponde, dall'Antiappennino toscano ai rilievi campani e calabri, si prolungano sotto la superficie marina in una serie di piattaforme e terrazze continentali che digradano rapidamente verso le grandi depressioni del settore sud-occidentale. La frattura batimetrica centrale che separa la piattaforma ligure toscolaziale dalle fosse meridionali determina un'organizzazione asimmetrica delle correnti
e dei regimi di vento, generando microaree di circolazione indipendente e di instabilità permanente. Chiunque vi abbia navigato sa che non è un mare facile. I venti dominanti, libeccio e maestrale a nord-ovest e scirocco e levante a sud-est, interagiscono con i gradienti termici e salini, accentuando la frammentazione idrologica, favorendo la formazione di moti convettivi locali, spesso stagionali. Ebbene, è in queste discontinuità che si radica la peculiare fisionomia storica del bacino, la tendenza cioè alla segmentazione, innanzitutto politica, alla moltiplicazione dei centri portuali, alla specializzazione economica dei litorali. Ogni anomalia morfologica corrisponde a una diversa strategia di insediamento o di sfruttamento delle risorse. Siamo di fronte a un sistema policentrico, un paesaggio marino che produce differenze e connessioni. La struttura fisica del bacino, irregolare, discontinua, segmentata, non favorisce la formazione di centri egemonici duraturi, piuttosto l'emergere di molteplici poli interdipendenti in costante equilibrio dinamico. Per dare concretezza al discorso occorre naturalmente scendere di scala, riconoscendo nel Tirreno e in particolare, in ciò che interessa a noi, nel Tirreno medievale, non un continuum uniforme, ma un arcipelago di subregioni, in cui vincoli morfologici e scelte politiche si coproducono. A nord la Liguria offre una costa accidentata e povera di pianure, ma ricca di insenature e cale naturali. Qui la marineria si sviluppa in chiave commerciale e bellica, fondata su una rete di scali minori e su cantieri diffusi che convergono verso i porti di Genova e Savona. La Toscana costiera a sud, con buona pace degli amici pisani, costituisce una zona di transizione. Gli sbocchi fluviali dell'Arno e dell'Ombrone, le paludi retrodunali, i porti di progetto artificiali, come Porto Pisano, Talamone, mostrano l'interazione costante tra geomorfologia e decisione politica, volta ad esempio a contrastare il progressivo insabbiamento dei litorali. Su questo ci sono molti studi al riguardo. Il Lazio tirrenico più regolare, ma segnato dai delta mobili del Fiora e del Tevere, rappresenta il laboratorio di una portualità di riuso. Civitavecchia, Corneto, Terracina nascono dal recupero di strutture romane riadattate alle esigenze del traffico cerealicolo, vinicolo e oleario, in particolare della capitale, ma non solo. Più a sud il napoletano costiero insulare costituisce un sistema commerciale integrato, fulcro delle triangolazioni di sale e grano che collegano la Campania alla Sicilia. La Calabria tirrenica, punteggiata di approdi di riparo, funge da cerniera, mentre la Sicilia settentrionale, da Palermo a Messina, costituisce la soglia dello stretto. A ponente, Corsica e Sardegna non si limitano a chiudere il bacino, né regolano i flussi, influenzando la circolazione marittima, divenendo presto spazio di contesa. In tutto il bacino una costellazione di arcipelaghi minori, Elba, Pontine, Eolie, Egadi e così via, punteggia la superficie marina, fungendo da snodo, avamposto o rifugio stagionale. Una geografia tanto varia quanto coerente, in grado di generare un equilibrio instabile ma vitale. Nessuna regione, e questo è il dato, domina sulle altre. E tuttavia nessuna può isolarsi, obbligando tutti gli attori a negoziare continuamente le distanze, i confini, le egemonie. È in questo spazio così frastagliato che si radica l'idea di un Tirreno storico. Non tanto una definizione, ma il frutto di una lunga sedimentazione storiografica. A lungo il Tirreno non è stato pensato come soggetto di storia, ma come semplice articolazione del Mediterraneo brodeliano, un mare interno governato dal tempo medio delle strutture economiche, da quello lungo delle permanenze ambientali. A partire dagli anni 70, la storiografia, in particolar modo italiana,
ha cominciato a emanciparsi da questo modello, restituendo allo spazio tirrenico una fisionomia propria, non subordinata, ma relazionale. Le ricerche di Mario Del Treppo, Giuseppe Galasso, Giuseppe Meloni, Giovanna Pettibalbi, Enrico Pispisa, Geo Pistarino, Salvatore Tramontana e molti altri che non cito per brevità, molti anche qui presenti peraltro, hanno mostrato come la varietà dei suoi litorali abbia conosciuto una trama di interazioni politiche e commerciali di straordinaria varietà, restituendo a questo spazio una temporalità specifica, distinta da quella mediterranea. Nel 1992 Marco Tangheroni offriva una prima formalizzazione di questo paradigma nel suo Medioevo tirrenico. Pur limitando l'analisi alla Sardegna, a Pisa e alla Toscana in genere, interpretava il Tirreno, un volume uscito per la Pacini se non sbaglio, non come semplice sfondo geografico, ma come campo di relazioni strutturate, luogo di interdipendenze economiche, di emulazioni politiche, in cui la pluralità dei centri urbani, Pisa, Genova, Cagliari, Napoli, Palermo e così via, generava un equilibrio instabile ma produttivo. A emergere implicitamente da questo volume era la definizione del Tirreno come mare di città, fatto di frontiere mobili e di relazioni policentriche. Influenzato da Roberto Lopez e da Armando Sapori, Tangheroni coglieva nel Tirreno una duplice dimensione economica e politica, trasformandolo in un osservatorio privilegiato in cui misurare gli esiti di una riflessione tesa a superare tanto il determinismo geografico quanto quello temporale di matrice brodeliana. Uno spazio intermedio, insomma, né locale né globale, dove il mare diventa forma visibile della politica e laboratorio delle sue trasformazioni. Negli ultimi 25 anni la vicenda storica del Tirreno è stata al centro di contributi importanti. La pubblicazione nel 2002 del grande libro di Michael McCormick, Origins of the European Economy, le origini dell'economia europea, ha contribuito a ridefinire il quadro delle trasformazioni, con particolare riguardo al periodo tardo-antico e alto medievale, mostrando la progressiva perdita di centralità del corridoio del Rodano, quindi fuori dal Tirreno, legata sia a fattori ambientali sia politici, mostrando come la progressiva perdita di centralità del corridoio del Rodano abbia determinato attorno al VII secolo un riassetto delle reti di scambio tra Mediterraneo ed Europa continentale, generando una nuova ecologia della mobilità. Le vie di terra attraverso i passi alpini cominciarono a sostituire allora il corridoio fluviale, integrate da percorsi marittimi di corto raggio che congiungevano i principali poli costieri tirrenici tra loro. Lo studio di McCormick è basato soprattutto sulle lettere papali e proprio nel VII secolo si nota come queste lettere vengano tra VII e VIII trasportate verso nord sempre più via terra, quando precedentemente il percorso tipico era dai porti di Roma attraverso il porto di Pisa, Triturrita e poi Porto Pisano e lo scalo genovese. È in questo quadro che prende forma una geografia del movimento fondata sul cabotaggio e sulla moltiplicazione degli scali intermedi, una trama di porti naturali e artificiali che si distribuiscono secondo logiche di sicurezza e di approvvigionamento. La presenza islamica nel Tirreno meridionale insulare tra VIII e X secolo contribuì a definire nuove geografie della navigazione, imponendo un controllo strategico dei passaggi e una nuova articolazione politica del mare, quanto evidenzia ad esempio il dinamismo pisano-genovese fondato su una continuità di traffici probabilmente mai interrotta, benché leggibile per questa fase solo archeologicamente. In questo senso le ricerche di Richard Hodges, Philippe Sénac e molti altri e le ampie sintesi di Chris Wickham hanno confermato il processo di riorientamento dei flussi commerciali. Le indagini condotte in siti come Portus, Classe, Puteoli
hanno permesso di documentare la lunga durata delle infrastrutture. La continuità d'uso non indica una sopravvivenza passiva, ma la capacità di adattare funzioni e spazi. Porti come Pyrgi, ad esempio, pur ridimensionati, mantennero un ruolo di connessione locale, mentre nuovi approdi, da Porto Pisano a Luni, pensiamo anche a Gaeta, a Amalfi, ne raccolsero sostanzialmente l'eredità. Fra XI e XIII secolo, esauritasi la frase saracena, diciamo, il Tirreno conobbe una più decisa organizzazione istituzionale. Le pratiche di scalo, mercato e difesa che nei secoli precedenti avevano animato i litorali si traducono ora in un sistema normato di relazioni, sostenuto da uffici, statuti, formulari. È in questo passaggio che la mobilità diventa politica. Lungi dall'essere un dato naturale, la connettività assume il volto ora di una costruzione collettiva, effetto dell'interazione fra poteri urbani, mercanti, comunità costiere e l'ambiente circostante. La Societas, la Commenda, il Fenus Nauticum non sono meri dispositivi economici, sono tecnologie sociali che ripartiscono rischi e autorità fra investitori, patroni, magistrature. La loro genealogia tra Mediterraneo islamico e città italiane è oggi al centro di un ampio dibattito, ravvivato dalla pubblicazione recentissima da parte di Chris Wickham del suo L'asino e il battello, in cui l'Italia tirrenica occupa una posizione strutturale ma non esplicitamente tematizzata, in quanto spazio di connessione fra economie cittadine, tra le economie cittadine dell'Italia centrale e meridionale. Wickham descrive un sistema di equilibri locali in continuo aggiustamento, in cui ogni costa si adatta alle proprie condizioni interne più che a un ordine marittimo condiviso. Le economie del Tirreno non deriverebbero da una comune vocazione al mare, ma dall'interazione fra assetti politici, risorse terrestri e accesso ai porti. La coesione, insomma, nasce dal territorio. È la terra a definire il mare, a stabilirne le funzioni e i limiti. Il Tirreno diventa lo spazio in cui la razionalità marittima prende forma come effetto politico della relazione fra costa e retroterra, non come dato naturale. Si tratta, a mio avviso, di una visione parziale, che riduce il mare a mera proiezione economica, eludendo la dimensione simbolica, giuridica e istituzionale con cui le città costiere costruiscono la propria autorità sulle acque. Il Tirreno di Wickham resta un indice di connessione, non un attore capace di generare istituzioni, linguaggi e forme di autorappresentazione. Il Tirreno dei secoli XIV e XV non può essere più inteso, invece, soltanto come un sistema di scambi o di economie interdipendenti. È a pieno titolo uno spazio politico, nel quale il mare diviene campo di governo e di rappresentazione del potere. La crescita di città portuali come Genova, Napoli o Palermo segna il momento in cui la connettività si istituzionalizza, trasformandosi da pratica consuetudinaria a principio ordinatore. L'integrazione dei circuiti commerciali e militari dà vita a un lessico politico nuovo. Il mare non è più soltanto percorso, ma è confine amministrato, è tassato, è difeso. È in questo contesto che si afferma una presenza esterna, quella catalano-aragonese, destinata a ridefinire gli equilibri del Tirreno centrale e meridionale. In Sicilia la sostituzione della dinastia angioina con la Casa d'Aragona non produce soltanto un mutamento dinastico, ma l'inserimento dell'isola in una rete politica più ampia, mediterranea, che collega Barcellona a Palermo, a Napoli, indirettamente a Genova. Si configura così un doppio polo, Napoli-Palermo, cardine di un sistema di poteri marittimi nel quale la sovranità si esercita attraverso il controllo delle rotte, dei porti e delle flotte. Ora, nel ricostruire la trama delle principali reti italiche nella penisola di questo periodo, Enrico Faini, Pierluigi Terenzi e Andrea Zorzi hanno mostrato come il potere vada strutturandosi attraverso relazioni multiple e mobili. I legami personali, le alleanze, le mediazioni sostituiscono le gerarchie. Applicata al mare, in particolare a questo periodo,
Questa prospettiva consente di leggere il Tirreno come un sistema di reti politiche marittime, trattati, alleanze, concessioni portuali e magistrature preposte alla navigazione diventano i nodi visibili di questa rete, che traduce nel linguaggio dell'acqua le stesse logiche di connessione e competizione che regolano i rapporti sulla terraferma. La pluralità di centri genera dunque un equilibrio dinamico. Il mare è al tempo stesso soglia e legame, spazio di confronto e di mediazione, un laboratorio politico, sì, ma reticolare, in cui la mobilità si fa istituzione e la distanza si traduce in potere. Ora, il percorso che ho molto velocemente, sinteticamente tracciato, consente di tornare alle questioni di fondo da cui muoveva la riflessione iniziale. Come pensare questo spazio? Come pensare lo spazio e nello specifico lo spazio tirrenico come categoria storica? Gli studi ispirati allo spatial turn hanno mostrato come lo spazio non costituisca un dato neutro, ma il risultato di pratiche sociali, rappresentazioni e rapporti di potere. L'ecological turn, a sua volta, ha evidenziato la necessità di considerare lo spazio come rete di relazioni materiali e ambientali, in cui l'uomo interagisce con sistemi naturali dotati di una propria agency. Applicata al Mediterraneo, questa duplice prospettiva richiede tuttavia un'integrazione ulteriore. Comprendere come la dimensione politica intervenga a strutturare lo spazio, trasformando la geografia in un ambito di decisione e di governo. La storia del Tirreno lo dimostra. Non siamo di fronte a un organismo naturale autoregolato come in Horden e Parcel, né a una pura astrazione strutturale alla maniera brodeliana, bensì a un campo, le sto un po' esagerando volutamente, bensì a un campo di interazione fra ecologie e decisioni, in cui il potere si traduce in forme di governo dello spazio marittimo, non solo nello spazio marittimo. La sua frammentazione fisica e politica non produce dispersione, bensì densità di relazioni, e questo è il dato che emerge anche dal volume che mostravi prima, le due Italie di Abulafia, ad esempio, densità di relazioni, una policentricità coerente in cui la cooperazione e il conflitto generano forme di ordine. Le città di mare non si limitano a reagire al proprio ambiente, lo reinventano. Questo forse è più evidente per l'Adriatico e per una realtà come Venezia, ma anche per il Tirreno, lo reinventano facendo nello spazio del governo e della rappresentazione. La mobilità si fa norma, la distanza si trasforma in diritto, la geografia in linguaggio del potere. Da questo punto di vista il Tirreno si configura come uno spazio politico a tutti gli effetti, uno spazio politico relazionale, risultato della coproduzione fra natura e decisione, l'aspetto umano. La sua storia, pertanto, e concludo, richiede di tenere insieme i dispositivi materiali e simbolici del potere. In questo equilibrio instabile risiede dunque la specificità euristica del Tirreno medievale, un mare che non è soltanto connettivo, è la mia proposta, ma costitutivo, non solo attraversato, ma governato, non solo spazio di relazione, ma forma storica del politico. Grazie. Grazie. Grazie ad Antonio Musarra per questa densa relazione di carattere non soltanto storiografico, per cui come dire, hai ragionato proprio su dei modelli, delle proposte, hai fatto delle proposte di interpretazione che quindi sulle quali poi dovremmo eventualmente continuare a ragionare in queste 2 giornate, e direi che quindi possiamo adesso lasciare lo spazio alla seconda relazione di carattere sempre, diciamo, storiografico, e poi alla fine di tutto faremo eventualmente domande e sì, adesso arriva, guarda, domande e discussioni.
Allora, appunto Oliver Schmidt, Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte, ma anche Università di Vienna, ma anche Accademia Austriaca delle Scienze, con questa appunto relazione sull'altra sponda dell'Adriatico, dimensioni storiografiche di un concetto problematico. Anche qui io credo che, come dire, non serva molto una presentazione di Oliver Schmidt. Appunto lui insegna storia dell'Europa orientale all'Università di Vienna, ha avuto un ruolo e continua ad avere un ruolo, diciamo, fondamentale all'interno dell'Accademia Austriaca delle Scienze. È da anni ormai che collaboriamo, le due accademie collaborano, quindi l'Istituto e l'Accademia Austriaca, su questi progetti, e siamo molto contenti appunto di questa relazione che si è consolidata negli anni. E anche lui, come dire, studioso che si è occupato di tantissime cose, questo è un po' tipico anche della sua formazione, diciamo, di area germanofona, per cui spazia non soltanto geograficamente, spazia anche temporalmente, per cui va dal Medioevo albanese alla Romania contemporanea o alla penisola, scusate, alla penisola scandinava, mi pare gli ultimi lavori in età contemporanea, ma con lavori che, come dire, da venezianisti sono stati fondamentali anche per i nostri studi, a partire dall'Albania veneziana, che credo sia anche questo ormai di 25 anni fa circa, non so adesso l'anno preciso, o i lavori su Skanderbeg, appunto, sempre in area albanese, ma poi i lavori su Curzola, sulla Dalmazia veneziana, quindi ecco, per tanti motivi siamo legati e continuiamo ad essere legati ad Oliver, a cui adesso cedo la parola. Grazie mille Ermanno. Prima di tutto vorrei sottolineare quello che hai evocato tu, che questa nostra collaborazione risale a tempi storici, direi. Abbiamo cominciato 20 anni fa e sono molto contento che possiamo continuare anche questa collaborazione in questo contesto, e credo anche che questo convegno si inserisce nella logica del nostro dibattito negli ultimi 20 anni. Questo convegno infatti cerca di fare qualcosa che a prima vista sembra molto semplice, confrontare i due mari che bagnano la penisola italiana in una dimensione storica. Si tratta di un'impresa semplice solo a prima vista, poiché l'estensione temporale e spaziale dell'argomento, anche già evocato dai miei predecessori in questa sede, è considerevole quanto sono molteplici le possibilità di approccio tematico. Anche io offrirò un approccio, anche una discussione della storiografia che è completamente diversa di quella di Antonio Musarra, perché mi concentrerò anche sulle condizioni della produzione del sapere. Questo contributo cerca di concentrarsi su una parte specifica, ovvero la costa orientale di uno dei due mari, l'Adriatico, limitandosi chiaramente al tardo Medioevo e anche all'inizio dell'età moderna. Questo riflette anche una certa tradizione storiografica nella venezianistica. Questo convegno sviluppa ulteriormente le riflessioni di tutta una serie di convegni organizzati dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti e l'Accademia Austriaca, anche l'Accademia Croata. Ma sposta questa prospettiva spaziale, ma comunque rimane una certa eredità concettuale, una certa eredità storiografica che è sicuramente non tanto conosciuta ai specialisti della storia italiana. Quello che vorrei offrire è infatti anche una specie di traduzione di tradizioni storiografiche dell'altra sponda o dell'Adriatico orientale, anche per dimostrare quanto siano diverse non soltanto queste tradizioni, ma anche gli oggetti di studio.
Un confronto tra l'Adriatico e il Mar Tirreno deve partire da dati spaziali fondamentali. Io rimarrò molto basale, anche paragonato con Antonio Musarra, che sembrano così basali, fondamentali, da non essere quasi mai esplicitati. L'Adriatico è un mare allungato con due sponde, una zona di ingresso molto stretto, il stretto di Otranto. Il Mar Tirreno invece ha una costa continua solo a est e manca una specie di equivalente al termine altra sponda che si trova anche al centro del mio contributo. Sarebbe sicuramente interessante anche nell'idea di paragonare i due mari riflettere se c'è un equivalente di un'altra sponda, se le due isole, la Sardegna, la Corsica o anche la costa tunisino, costituiscono una specie di pendant dell'altra sponda del caso adriatico. Il mio titolo suggerisce che altra sponda sia un concetto problematico. Cosa si intende con questo? Di seguito si cercherà di spiegare brevemente perché il concetto è adatto solo in misura molto limitata alle interpretazioni storiche, ma soprattutto si vuole dimostrare che nella pratica della storiografia, così come viene praticato nell'Adriatico orientale, un'altra sponda non esiste praticamente. Innanzitutto, e abbiamo discusso anche questo nella pausa con Ecidio Ivetic, non è chiaro dove finisca l'Adriatico orientale, soprattutto nella tradizione storiografica croata, al confine meridionale dello Stato croato moderno, alle Poche di Cataro, oppure si estende fino all'altezza di Durazzo o nella zona nel sud dell'Albania tra Corfù e Putrinto. Dall'altra parte, e questo sarà l'ultima parte di questo contributo, vorremmo interrogarci anche su come le storiografie dell'Adriatico orientale abbiano affrontato esplicitamente tutti questi concetti storiografici, teoretici evocati da Antonio Musarra, il dibattito sulle Blue Humanities. Come si possono descrivere brevemente i tratti tipici dell'Adriatico? Sicuramente questo mare presenta alcuni elementi comuni, tanti elementi comuni dal punto di vista confessionale e cattolico, con alcuni elementi ortodossi nel sud. Il latino è stato a lungo la lingua comune della Chiesa, dell'amministrazione e della cultura. La tradizione giuridica comunale ha un peso particolare, il veneziano, il volgare, ha funzionato come lingua del commercio e del notariato per molti secoli. La migrazione, la navigazione, la comunicazione in genere e non da ultimo la supremazia veneziana hanno caratterizzato questa zona. Questi sono fatti molto conosciuti. E tutti questi elementi, soprattutto in un contesto della storia italiana, e noi ci troviamo in un tale contesto, perciò vorrei evocare questo punto, danno l'impressione di una omogeneità e suggeriscono che le due coste dell'Adriatico, quella italiana e quella opposta della penisola balcanica, siano molto simili. Dobbiamo anche dire che il nazionalismo espansionistico italiano tra la metà dell'Ottocento e la metà del XX secolo ragionava proprio così e argomentava in questo modo, in sintesi, dove c'era un leone di San Marco, lì c'era anche l'Italia. Le conferenze passate, allora anche un risultato importante del nostro lavoro negli ultimi 20 anni e anche dobbiamo essere molto grati anche ai storici che hanno cambiato questo paradigma, in prima linea Ecidio Ivetic e Ermanno Orlando, hanno sottolineato invece la diversità culturale, linguistica e confessionale dello Stato veneziano e hanno sottolineato che il Commonwealth, questo è stato un concetto che abbiamo sviluppato insieme, il Commonwealth veneziano non era una specie di Stato coloniale italiano nell'est, come è stato presentato anche da storici francesi, soprattutto a partire dagli anni 50, Frédéric Thiriet ed altri.
L'impressione che la costa orientale dell'Adriatico sia molto simile a quella occidentale e ne sia, per così dire, il prolungamento è ingannevole, a parte anche le culture politiche piuttosto diverse delle due sponde dell'Adriatico. Soprattutto però la ricerca tradizionale italiana, e non dobbiamo dimenticare che fino a poco l'unica sintesi che esisteva sul mercato e anche utilizzato da molti storici che non leggano il croato era quello di Giuseppe Praga, sostituito finalmente per fortuna anche della monografia di Egidio Ivetic, ma la visione di Praga aveva e continua in alcuni ambiti, alcuni cerchi scientifici ad avere un impatto, ha prestato poca o nessuna attenzione alla tradizione scritta della lingua croata, che risale all'Alto Medioevo. Ad esempio, sono pochissimi gli storici italiani che sanno che già all'intorno al 1100 venivano emessi documenti reali ufficiali nel volgare croato, ma in caratteri dell'alfabeto glagolitico. Allo stesso modo viene spesso trascurato e Sante Caraciotti ha lavorato decenni per cambiare anche questa prospettiva, trascurato il fatto che la Dalmazia come area culturale è caratterizzata da 3 alfabeti, glagolitico, latino e cirillico, e che l'elemento slavo non era affatto limitato alle montagne dinariche, come lo scriveva il Praga, ma rappresentava un fattore elementare e altamente culturale sulla costa. La specifica diversità dalmata delle lingue scritte e dei sistemi di scrittura contrasta fortemente con l'omogeneità culturale, in questo senso, delle coste orientali e occidentali italiane. Più al sud l'albanese, un caso unico, perché questa lingua è stata fissata per iscritto solo a partire del XV secolo, ma va notato che lungo tutta la costa adriatica orientale la grande maggioranza della popolazione si differenziava linguisticamente in modo significativo degli abitanti della costa adriatica occidentale. Passiamo ora alle storiografie, alle condizioni anche della produzione delle nostre conoscenze scientifiche. Oggi ne spiccano 2 storiografie che non potrebbero essere più diverse, quella albanese e quella croata. A questo punto tralasceremo la discussione sulla misura in cui esista una tradizione storiografica montenegrina riconoscibile come tale e indipendente da quella che durante il periodo comunista titista in Jugoslavia aveva fortemente influenzato la storia marittima, ovvero la mediterranistica di Belgrado orientata alla scuola degli Annali di Parigi. Va precisato fin dall'inizio che dal punto di vista storiografico non esiste una altra sponda, poiché gli storici dei paesi che si affacciano sull'Adriatico orientale comunicano raramente tra loro per motivi diversi. La seguente panoramica intende illustrare brevemente la genesi della ricerca sui temi marittimi. Questo, la marittimità, anche il grande tema del nostro convegno, si trova nel cuore di questa analisi e il radicamento istituzionale di questo filone di ricerca. Cominciamo con il caso probabilmente poco conosciuto dell'Albania. Qui possiamo dire che molto prima che venisse scritta la storia delle montagne albanesi esisteva già una storia della costa. Si può dire che la ricerca occidentale che ha creato anche quest'immagine, anche grazie alle enormi ricchezze di fonti degli archivi italiani e dalmati, ha studiato in particolare un'Albania marittima, cominciando con la monografia fondamentale dello storico croato Milan Šuflaj, che si interessava ai comuni urbani, alla storia anche della tradizione giuridica, comunale e anche al mondo montano nell'interland immediato di questa striscia adriatica. Ma dobbiamo dire che il mare in sé
non era di grande interesse per questa ricerca più antica, e questo vale anche per la tradizione storiografica italiana del periodo tra le due guerre mondiali. Una ricerca storica albanese istituzionalizzata è nata solo dopo il 1945, quando, oltre a pochi ricercatori formati in Austria ed in Italia, è apparsa subito una coorte di convinti comunisti nazionalisti che erano stati formati a Mosca. Nel senso del mito partigiano vedevano in Venezia un simbolo dell'occupazione italiana, e la costa era considerata, e questo è molto importante per capire anche l'assenza di studi marittimi in Albania, era considerata da queste elite provenienti dalle montagne o dall'interland albanese come una minaccia, una porta d'accesso per gli invasori occidentali, come avvenne nel marzo del 1939. Nella percezione di sé, quindi, la dimensione marittima della propria storia non ha avuto a lungo alcun posto, a meno che non si volesse sottolineare il carattere etnicamente albanese delle città costiere. E la cultura urbana era considerata un segno di civiltà, quindi un argomento contro la tesi degli albanesi come popolo selvaggio di montagna. Ma la marittimità finiva sulla costa. Gli albanesi navigatori che esistevano come tali, come realtà storica, sembravano a questa scuola comunista della storiografia albanese fuori del mondo. Ancora oggi non esiste una storia degli albanesi nel Mediterraneo, e non solo come abitanti della costa che vendevano le loro merci ai mercanti marittimi provenienti dall'Italia e della Dalmazia. Il quasi totale isolamento dell'Albania comunista dall'esterno fino al 1991 ha ostacolato lo scambio con la ricerca internazionale. La Nouvelle Histoire francese, la Méditerranée di Brodel sono rimasti ufficialmente sconosciuti. Si leggeva soltanto il grande studio di Milan Šuflaj, che, benché anticomunista, è stato ucciso dai servizi segreti serbi e perciò è stato considerato come, diciamo, un slavo buono, accettabile anche in queste condizioni del regime comunista. Solo attraverso la monografia dello storico francese Alain Dusselier, di orientamento politico ma non storiografico, maoista, e perciò anche accettabile in Albania, si sapeva un po' le tendenze storiografiche nell'Europa occidentale. La dottrina di Stato di Enver Hoxha della sedia è stata riprodotta nella ricerca, e la comunicazione con l'esterno era considerata un tradimento, perciò molto pericolosa anche per gli storici, e tutto ciò che si discostava dall'idea di una nazione etnicamente e socialmente compatta e economicamente autosufficiente rimaneva tabù. L'approccio è rimasto fino ad oggi nazionalconservatore. I concetti e le teorie della ricerca sul Mediterraneo sono stati scarsamente o quasi mai integrati nelle ricerche condotte. E dobbiamo dire che fino ad oggi la ricerca albanese collabora poco o nulla con le storiografie dei paesi vicini, e anche i legami con l'Italia rimangono piuttosto a livello personale. Questo vale anche per la più impressionante monografia sulla marittimità albanese, l'Albania sul Mar Ionio di Plum Ciufi, delle circa 1400 pagine, ben più della metà è dedicata a rivolte e combattimenti di ogni tipo contro occupanti stranieri, anche un po' nella prospettiva tradizionale. Lo sviluppo della storiografia croata e la sua visione sull'Adriatico hanno seguito un percorso completamente diverso, cioè dovuto a condizioni quadro completamente diverse. In Dalmazia esisteva fin dal Medioevo una forte tradizione storiografica comunale, ma inoltre anche un pensiero marittimo. Basta evocare i nomi di Benedict Kotruljevic, cortigiano di Alfonso V di Napoli-Aragona,
originario di Dubrovnik Ragusa, che scrisse nel 1464 un importante trattato sulla navigazione, allora un pensatore marittimo nel proprio senso della parola. O Petar Hektorovic di Hvardi Lesina, che scrisse nella varietà Giacava del croato un importante poema sulla pesca e sui pescatori, stampato a Venezia nel 1568, o Vinko Pribojevic, che attorno al 1500 e un secolo dopo Mauro Orbini, che sono da annoverare tra i grandi precursori anche di un pensiero slavo anche in dimensioni vastissime. Come per gli albanesi, anche per i croati la storiografia era legata agli sviluppi statali e questi sviluppi sono stati anche molto diversi. Per i croati la storiografia croata, cioè dall'inizio si è sempre sviluppata nei ritmi generali della storiografia europea, cominciando anche con l'istituzionalizzazione della ricerca, con l'Accademia a Zagabria e istituti di ricerca che descriverò anche nella versione scritta del mio contributo. Ma dobbiamo dire che almeno per la storiografia della seconda metà del XIX secolo, la prima metà del XX secolo, il mare non era un tema a sé stante. Si trattava soprattutto della terraferma, del territorio dello Stato, anche il tema classico della riunione dei paesi delle province croate nell'ex monarchia austro-ungherese, e dopo quando entrava il gioco e il mare, soprattutto nel periodo tra le due guerre, si trattava della difesa discorsiva contro l'irredentismo italiano. Nel periodo tra le due guerre, quindi anche la prospettiva era quella di una zona nazionale ma minacciata dall'altra sponda di quella occidentale dell'Adriatico. Dopo il 1945 le condizioni generali per gli storici in Croazia cambiarono radicalmente. Ancora più della Jugoslavia monarchica, lo Stato comunista esercitava un controllo statale sulla storiografia, ma consentiva soprattutto ai giovani storici serbi, e questo è un elemento molto importante, la possibilità di studiare nelle principali università europee, in Italia, ma soprattutto a Parigi, dove Fernand Braudel elaborò nuovi concetti di ricerca sul Mediterraneo. E ai piedi di Braudel sedavano alcuni dei migliori storici della Jugoslavia, tra cui però pochissimi croati, il che si spiega anche con la politica dei quadri del regime. E adesso comincia un capitolo molto importante anche nella storia della storiografia adriatica, lo scoperto di una parte dello spazio adriatico da parte della storiografia serba, che si inserisce in una tradizione creata dello storico Konstantin Jiricek, celebre conoscitore e anche quello che ha anche scoperto l'archivio di Ragusa di Dubrovnik per la mediterranistica in genere, ma che ha inserito sempre e senza discussione Dubrovnik in un contesto storico serbo. E dopo il 25 e il 45 questa eredità giocava un ruolo molto importante nell'elaborazione anche di concetti mediterraneistici nell'ex Jugoslavia. La scuola di Belgrado ha dedicato molte monografie allo studio dell'Adriatico, ma si limitava geograficamente a Dubrovnik e alla zona meridionale adiacente fino all'Albania settentrionale, ma non si occupava quasi mai dei comuni dalmati a nord di Dubrovnik, che erano stati lasciati anche alla ricerca croata. Essa costruì questa tradizione serba una propria zona costiera con connotazioni serbe, una specie di imagologia serba dell'Adriatico meridionale. La ricerca croata, del canto suo, si è strutturalmente divisa in due ambiti diversi.
Una ricerca su Dubrovnik molto forte, anche visibile a livello internazionale, sostenuto istituzionalmente di un istituto diretto da Nella Lonza, creato nel 1949. Questo istituto pubblica anche una rivista in lingua inglese, cioè rende anche disponibile i risultati della storiografia croata su Dubrovnik a lettori internazionali. E questo istituto, se guardiamo quali sono anche i titoli delle monografie recenti, ha sempre scelto un percorso con due tematici importanti. L'uno è stata la storia della demografia e l'altro, in osservazione più generica, possiamo dire, include tutti anche gli elementi degli studi culturali recenti. C'è una grande differenza almeno nella mia osservazione, tra questo filone croato della storiografia su Dubrovnik e le interpretazioni serbiche. Proprio per la storiografia croata c'è la città di Dubrovnik e la cultura di Dubrovnik nel centro e non soltanto, diciamo, la rete commerciale di questa città. Il secondo grande filone della ricerca croata si occupa di quelle parti dell'Adriatico orientale che non appartenevano a Dubrovnik, ma ad eccezione di Rijeka Fiume e dintorni facevano parte del dominio veneziano d'oltremare. Va notato che lo stato della ricerca e la varietà degli approcci teorici e delle questioni applicate sono significativamente qui inferiori rispetto alla ricerca croata su Dubrovnik. E sicuramente anche uno dei motivi è che il numero delle monografie dedicate a Dubrovnik anche in lingua internazionale è molto più sviluppato che le monografie dedicate al resto della Dalmazia. A differenza della ricerca albanese, quella croata più recente sulla Dalmazia ha ripreso importanti concetti della ricerca internazionale e non esiste, soprattutto nel filone che si occupa di Dubrovnik, non esiste alcun concetto importante della ricerca storica medievistica che non si rifletta in Croazia nella scelta dei temi trattati dagli storici. In questo caso però si tratta decisamente di indagare sulla storia marittima e questo è l'ultimo elemento del mio contributo. Se la ricerca tradizionale si era concentrata principalmente sulla stretta fascia costiera, negli ultimi 35 anni l'entroterra, la Zagora, è stato oggetto di studi storiografici che hanno affrontato questioni di grande attualità della storia ambientale al concetto di confini imperiali, il celebre progetto di Triplex Confinium. Ciò è certamente spiegabile anche con l'indipendenza della Croazia e i cambiamenti demografici nella Zagora, nell'Hinterland dalmata, che dalla fine del Medioevo è stata colonizzata dai valacchi ortodossi. Un'integrazione simbolica nella narrativa nazionale. Nel 2007 è stata organizzata una grande mostra all'entroterra dalmata, una terra incognita, ha incontrato qui l'interesse per le grandi questioni della ricerca occidentale, la eco-history. L'interesse per la Dalmazia continentale è diventato così grande che, almeno nella percezione esterna, ha messo in secondo piano l'interesse per la Dalmazia marittima. Dubrovnik certamente è la grande eccezione. Si può quindi affermare che negli ultimi 2 decenni la storia medievale di Trogir Trau, di Splitz Palato, di Sada Sara e di Korčula Curzola è stata studiata in modo approfondito, ma del 1530 circa fino alla fine del dominio veneziano, cioè il periodo al di là degli studi medievistici, c'è ancora molto da fare nella ricerca sulle città costiere. E che la ricerca sulle 2 Dalmazie, come ha ripetutamente sottolineato anche Egidio Ivetic nelle sue ricerche, deve essere anche maggiormente integrata, la parte marittima e quella continentale.
La concentrazione sull'entroterra non deve però indurre a concludere che si sia lavorato meno sui riferimenti adriatici. Temi tradizionali sono la storia giuridica e sociale dei singoli comuni, una tradizione che risale alla fine dell'Ottocento. Il commercio e la migrazione lungo l'Adriatico orientale sono stati oggetto di intense ricerche già all'epoca jugoslava, perché costituiva anche una specie di spazio di comunicazione jugoslava all'epoca medievale e nella prima epoca moderna. Ed ad esempio le numerose relazioni regionali di Dubrovnik con l'Italia e con i comuni dell'Albania settentrionale fanno parte di questa tradizione. Lo stesso vale sicuramente anche per la migrazione transadriatica, anche se prima della conquista ottomana, e questo è un elemento trascurato, anche gli italiani si stabilirono in Dalmazia. Questo allora non c'è soltanto una migrazione est-ovest, ma anche nel senso contrario. E ora vorrei discutere brevemente anche l'impatto di tutte queste proposte della teoria recente evocate da Antonio Musarra. L'influenza dei grandi paradigmi della ricerca internazionale sul Mediterraneo è particolarmente evidente nella ricerca croata su Dubrovnik. La rappresentazione completa del Medioevo croato di Tomislav Raukar, sicuramente una delle più importanti sintesi della storiografia croata per gli ultimi 50 anni, respira chiaramente lo spirito degli Anal. E Raukar è e rimane un modello anche per i medievisti che si occupano della Dalmazia non ragusina. Tuttavia la storiografia croata non ha presentato una storia dell'Adriatico e dell'Adriatico orientale nel suo insieme. L'ultimo tentativo di saggio, almeno sintetico, di Lovorka Čoralić, pubblicato nel 2009, tratta il rapporto tra Venezia e questo è il sintagma che utilizza l'Adriatico croato e affianca in modo piuttosto sconnesso le narrazioni di una dominazione straniera veneziana di un lato e di una integrazione nel sistema di potere veneziano da parte delle società regionali. L'Adriatico stesso, tuttavia, malgrado il titolo, non compare quasi mai come categoria analitica. Negli ultimi decenni l'offerta teorica è stata ampliata con le cosiddette Blue Humanities, un ramo della ricerca con molto nomi, New Thalassology, Critical Ocean Studies, Humanist Ocean Studies e così via. In senso lato vengono studiate e Antonio Musarra ha sviluppato molto meglio di me queste teorie, le interazioni tra il mare e l'uomo, utilizzando anche metodi scientifici e metodi dalle scienze culturali, ad esempio quando si tratta dell'immaginario del mare. Queste teorie sono state recentemente tradotte anche in una storiografia concreta da Nicola Jasper, titolare di storia medievale a Heidelberg, in una grande sintesi sui mari nel Medioevo. Jasper rende il mare il vero protagonista, quello che almeno nelle storiografie dell'Adriatico orientale finora non è successo. Ad esempio quando studia singole specie di pesci o scrive sistematicamente la storia della gastronomia marittima, è centrale anche l'interpretazione naturalmente del mare da parte dei viaggiatori. Se vorremmo concludere nel caso della storiografia croata, possiamo osservare che negli ultimi anni sono stati attivati anche questi tematici dei più humanities. Ad esempio un eccellente saggio di Krešimir Kružić analizza la bora. Abbiamo anche parlato di venti, ma ci manca una storia dei venti nell'Adriatico. Allora la celebre bora, malfamata bora anche, e sulla base della storia di questo vento Kružić sviluppa una storia dell'Adriatico orientale, della sensazione del freddo al congelamento di persone alle mani e anche di vino e anche di grappa.
fino al significato militare, ad esempio che gli Uskoki e anche gli Akanci ottomani sfruttavano consapevolmente il freddo o lavora anche come salvatrice dell'isola di Curciola dagli ottomani nel 1561. Anche nella storia della pesca non vengono più esaminate solo le condizioni giuridiche stabilite negli statuti comunali, ma vengono messi in primo piano anche i singoli tipi di pesce e le singole zone di pesca, collocando così la pesca in un nuovo contesto naturale. E anche la storia quotidiana dei pescatori viene in parte ricostruita sulla base di un ricco materiale documentario. Ma dobbiamo dire, e questo è anche importante per gli storici che vogliono anche paragonare, l'accesso a tutte queste ricerche è alquanto difficile, non soltanto a causa della barriera linguistica, perché lo Slavica Sunt vale ancora nei giorni di oggi, ma a causa della loro frammentarietà. Le monografie che fornirebbero una panoramica agli esterni non iniziati sono rarissime. Ad esempio ci manca una grande storia delle migrazioni nello spazio adriatico. Non abbiamo neanche a disposizione una storia di migrazioni nel spazio dell'Adriatico orientale. La maggior parte degli storici è specializzata in questioni di dettaglio. Mancano in gran parte anche i tentativi di formulare questioni più ampie che vadano oltre il contesto di un singolo comune cittadino o di una singola microregione. E ciò limita anche le possibilità di lavori comparativi che prendano in considerazione l'intero Adriatico o addirittura dimensioni extra-adriatiche. Gli incentivi, e noi lo sappiamo tutti, della moderna gestione della ricerca, del research management, che promuove solo articoli scientifici su riviste peer-reviewed, hanno portato a un drastico calo del numero di monografie di qualità rispetto al periodo, nel caso della Croazia, precedente al 1991. E questo è una realtà che dobbiamo affrontare anche nel nostro approccio. La maggior parte dei ricercatori si occupa, e questo è un po' una conclusione di questo brevissimo e rapidissimo percorso, dello spazio e delle persone, e questa è una prospettiva prodeliana, che vivono intorno al mare. Molto meno delle persone che vivono sul mare e il mare stesso come protagonista, sia come spazio naturale che come oggetto di immaginologia, è invece uno dei grandi compiti di ricerca del futuro. Tra le sfide vi è anche quella di collegare maggiormente tra loro le storiografie dell'Adriatico orientale e di metterle in relazione con la ricerca internazionale e soprattutto in specie anche italiano, quello che abbiamo cercato di fare, di lanciare come dibattito negli ultimi 20 anni. Per quanto variegata fosse storicamente, l'altra sponda, altrettanto variegata e frammentata, spesso anche scollegata, è la sua ricerca storiografica. Va sottolineato che la straordinaria ricchezza degli archivi dalmati, un fatto conosciuto per Dubrovnik, ma questo vale anche per tutti gli altri archivi comunali, è un grande numero di studi dettagliati, la storiografia, specialmente croato, è ricchissima in questo senso, possono costituire la base per affrontare questioni anche più ampie. Ci si chiede, infatti, io vorrei concludere con due domande. Chi infatti legge questi classici, cominciando con Prodel? Come si può rendere anche accessibile una ricerca individuale che ho cercato di evocare brevemente per confronti e concetti trasversali che sicuramente sono e saranno al centro anche del nostro lavoro scientifico. Grazie. Grazie.
Grazie a Oliver Smith per questa panoramica, anche questa veramente molto densa, poi questi concetti, come dire, duri, difficili, come questa di altra sponda, che diventa appunto un concetto molto problematico, queste storiografie che prima ci diceva Egidio Ivetic, che rispetto al libro da cui siamo partiti, cioè Genova e Venezia, e le relazioni appunto, questo convegno che c'è stato su Genova e Venezia nel 2000, è cambiato dopo il 2000 il contesto, cioè come dire, la storiografia italiana ha finalmente probabilmente scoperto il mare. Mi pare che da quello che ci dici che queste storiografie invece il mare devono ancora veramente scoprirlo. Quindi ecco, dopodiché abbiamo anche proprio volutamente chiamato colleghi e amici che rappresentano queste altre storiografie, per cui eventualmente ci diranno anche il loro punto di vista. Quindi io ringrazio Oliver e direi che quindi a questo punto veramente se ci sono domande o se ci sono riflessioni su tutte le relazioni di oggi, quindi sia sulla relazione di Egidio Ivetic, sia su quelle di Antonio Musarra, sia su quella di Oliver Smith, apriamo appunto adesso il dibattito. Posso prendere la parola Certo. e forse cominciare con una domanda un po' provocativa. Antonio, diretta a Antonio Musarra, noi vorremmo paragonare due mari. Ci hai presentato il caso del mare Tirrenico dicendo che infatti come entità storiografica non esiste o esiste soltanto in conture molto molto vaghe. Allora, che diresti su questo approccio? Allora, perché noi dobbiamo, se paragoniamo qualcosa, dobbiamo definire anche gli oggetti di questa comparazione. Naturalmente su livelli molto diversi, proprio questo è anche stato il senso delle nostre riunioni preparative prima di questo convegno. Ma adesso mi ha affascinato anche questa osservazione, perché nel caso degli studi adriatici, benché possiamo discutere sul fatto se esiste una dimensione marittima, una marittimità, in che misura esiste, ma l'altro è una osservazione molto più fondamentale che riguarda anche il fondamento o il nostro punto di partenza teorico. Beh, una domanda amplissima, diciamo così, però secondo me è fondamentale proprio perché il tema che si citava all'inizio del andare oltre la mera comparazione, che era poi l'obiettivo della storiografia anni 90, confluito nel volume che ha presentato Egidio, porta inevitabilmente a porre dei paletti su in che modo ci poniamo di fronte a questi due mari, ma io credo proprio che la differenza sia l'elemento fondamentale che emerga in maniera del tutto palese nel confrontare due storiografie, anzi storiografie molteplici che si sono necessariamente adeguate all'oggetto di studio anche in ragione, come ben spiegato, delle condizioni politiche interne attraversate dai singoli storici, perché quello è un elemento che non possiamo non considerare, no? E che però hanno anche sotto mano, anzi hanno dovuto fare i conti anche con geografie documentarie diverse, quindi se noi incrociamo questi elementi, le personalità, il modo in cui si fa storia in maniera diversa nell'Adriatico, nelle entrambe le sponde dell'Adriatico, nel Tirreno, nei vari poli accademici che nel corso del secolo scorso sono emersi, un po' i nomi che citavo prima, sono fondamentalmente capostipiti di varie storiografie, e non facciamo i conti però con la trama documentaria che ci è rimasta negli archivi, non riusciamo a fare questa comparazione. Quindi secondo me questi sono due elementi che vanno posti uno dopo l'altro. Le condizioni politiche del fare storia, i documenti di Dubrovnik, insomma, Niccolò Villanti e altri di voi sanno molto bene quanto possano dare in termini di informativa, di dati rispetto ad altre località.
Ermanno, che ha fatto dei testi su altre località dell'Adriatico, lo sa bene, questo è un elemento quindi strutturale. Posto questo, è chiaro che la comparazione funziona se ci arrendiamo all'evidenza della differenza di due mari che sono strutturati geograficamente, e entrambi abbiamo iniziato inevitabilmente con la geografia, in maniera diversa, con una grande differenziazione secondo me. Nell'Adriatico c'è un polo che è Venezia e che riesce, anche se faticosamente, meno, come dire, in maniera così neutra, come talvolta si racconta, ad avere un'egemonia vera e propria. Il Tirreno resta un mare policentrico. Per questo io insistevo prima sulla dimensione politica di questi mari, perché è lì che si comprende, cioè che emerge, diciamo, documentariamente, dopo viene l'economico immediatamente dopo, la differenza stessa. Nel Tirreno, poli come mi viene in mente Genova e Napoli al tempo del Magnanimo, insomma, sono piuttosto irriducibili l'uno all'altro. Sarà che sarà un po' più largo il mare, c'è un po' più spazio per tutti, però è anche la dimensione geografica è estremamente importante, influisce proprio nella distanza che separa Genova e Napoli, laddove il collo di bottiglia del canale d'Otranto invece necessita di un controllo specifico. Venezia rimane sempre fedele a una politica che è quella di evitare che la stessa potenza controlli entrambe le sponde del mare, perché altrimenti viene rinchiusa all'interno. Genova controlla lo stretto di Bonifacio, sì, con fatica, ma comunque in maniera piuttosto costante. Ci sono altri stretti, cioè la geografia è diversa. Allora, il discorso che facevo io è che questo elemento deve necessariamente entrare nel gioco e deve anche necessariamente spiegare questi due stili, usando il parallelo di Lopez, che si manifestano nei due mari con termini. Quindi vanno studiati in maniera accostata più che comparativa, senza necessariamente cercare delle similitudini e quindi farci forzare dalla voglia di vedere, ma nell'Adriatico funziona così, vediamo se funziona anche nel Tirreno. Sono sistemi a tutti gli effetti diversi, dove per accidens si parlerà poi la stessa lingua, ma non dappertutto in un certo senso. Se posso aggiungere una cosa, io mi sono accorto, volevo rispondere alla sollecitazione che tu facevi rispetto a Corsica e Sardegna all'inizio della relazione, se possano considerarsi, però qui ci sono illustri chiaramente poi specialisti delle sponde a tutti gli effetti, e sono sicuramente sponde porose, chiaramente hanno funzioni molto diverse, la navigazione di cabotaggio prevede soste frequenti, quindi sono scali innanzitutto, ma sono scali che hanno una propria identità innanzitutto e anche proprie economie. Io mi sono accorto della funzione di Corsica e Sardegna nel momento in cui per un anno sono andato a insegnare a Sassari, partendo tutte le settimane dal porto di Genova la notte alle 20:30, arrivando a Porto Torres alle 8:30 del mattino, quindi 12 ore di navigazione rigorosamente posto ponte, sacco a pelo. E cosa succedeva? Che nel momento in cui c'era mare formato, anche piuttosto importante, invece di procedere per la via più breve, che è quella esterna, che è quella verso le Baleari, diciamo così, si utilizzava la Corsica sostanzialmente come un enorme frangiflutti. Un enorme frangiflutti, si passava, la nave, la Grimaldi, passava nella parte interna, quindi internamente al Tirreno, allungando il percorso di 2 ore, perché doveva poi rientrare, no, dalle bocche di Bonifacio e atterrare in porto a Porto Torres, quindi si arrivava alle 10 del mattino. Questo elemento, che è molto materiale, ci dice però di come le condizioni materiali dovevano influire sulle scelte politiche, le decisioni economiche, la conformazione dei poteri sui litorali. Se non avessi fatto quella tratta non ne sarei mai accorto forse. Quindi l'elemento ambientale da questo punto di vista è secondo me assolutamente fondamentale da considerare. Non so se ho risposto, ma ho messo in campo magari altre considerazioni, prego. Certo.
Noi ci troviamo per tutte le forme di navigazione, diciamo, pre-contemporanee sostanzialmente, diciamo, fino a 500, 600, in contesti in cui è fondamentale vedere un punto di riferimento. Ora, mentre l'Adriatico è un mare nel quale è molto facile vedere il punto di riferimento nell'altra sponda, mi ha fatto molta impressione, quest'estate sono stato a Barletta, io sono convinto di aver visto le isole della Croazia, d'accordo? E questo mi stupiva moltissimo, perché io sono tirrenico. E il Tirreno è policentrico esattamente per il fatto che quando si allarga, ed è il vero Tirreno, perché il Tirreno è il Tirreno, anche se il nome lo prende dagli Etruschi e quindi sarebbe la Toscana, in verità il Tirreno in quanto tale è quello, diciamo, da Civitavecchia in giù, d'accordo? È un triangolo enorme nel quale, se si naviga di cabotaggio, i punti di riferimento sono isole pontine, le isole del Golfo di Napoli, le isole Eolie, e infatti ne parlerò, e poi la costa. Per questo motivo non esiste la possibilità di abbracciare, diciamo così, e concepire con un solo sguardo tutto lo spazio, e questo è molto antropico e, diciamo, uso questo termine un po' primordiale. Ora questo non si concepisce più naturalmente, ma noi dobbiamo immergerci in una dimensione che è diversissima da quella nostra, in cui il navigante ha bisogno di fare spessissimo scali, e per questo il tratto, diciamo, tra Toscana e Corsica sotto un certo punto di vista è più assimilabile secondo me all'Adriatico, mentre invece poi noi abbiamo un mare diversissimo che naturalmente è policentrico, perché ogni centro riesce ad abbracciare ciò che guarda, che arriva a toccare con lo sguardo, anche saltando, e poi a poco allontanandosi, per così dire, la perdita di potenza è direttamente proporzionale alla perdita dell'ampiezza dello sguardo. Non so se mi spiego. Ci sono due domande. C'è la prima, non so se c'è Il questo. professor Ivetic e il professor Lombardo, chi vuole. Grazie mille. Avrei due domande per il professor Schmidt. Grazie mille. No, io sono un allievo di Jaspert e avrei due cose su questo. Primo, per l'ultima cosa che lei diceva rispetto alla mancanza spesso di una storia di quelli che stanno sul mare rispetto a quelli che stanno sui bordi del mare. Io mi sono sempre scontrato con il fatto che il mare, proprio in quanto tale, mi sembra il luogo dell'oralità delle fonti, e quindi volevo proprio chiederle, anche poi in virtù degli ultimi lavori, se fosse possibile effettivamente una storia di quelli che stanno sul mare, dato che le fonti sono imparagonabili, nel senso che l'oralità è il mezzo privilegiato di quelli che stanno sul mare, e penso anche nell'Adriatico. E poi invece sulla storiografia albanese invece mi interrogava tanto come fossero visti gli esuli albanesi che durante l'epoca ottomana attraversano invece il mare, quindi sono quelli che scappano dall'invasore e perpetuano un'idea, se vogliamo, di identità albanese. Come dire, perché questo è un po' un cortocircuito rispetto alla visione albanese dell'interno, invece di quando arrivano gli ottomani. E agganciato a questo, non so se appunto, se fosse possibile, però come gli ottomani usano anch'essi il litorale albanese, perché Valona è il grande centro, ma è il centro che usano gli ottomani oppure fanno affidamento su un know-how che già esisteva, locale? Perché anche l'impero ottomano non è un impero marittimo, eppure dopo pochi anni invade Otranto, quindi utilizza il canale Adriatico, basandosi su cosa? Grazie mille. Grazie. Comincio con la seconda domanda. Come ho cercato anche di dimostrare, questo tipo di pensiero storico manca completamente nella storiografia albanese. È ovvio che anche a Valona, ma anche a Tulcinio, ad esempio, gli ottomani, soprattutto nel sud, a Valona, si basavano su una tradizione locale. E anche il fatto che anche l'eroe nazionale albanese, Skanderbeg, sempre percepito come eroe nelle montagne, era stato un grande corsaro. Noi abbiamo una ampia evidenza veneziana, ragusano, anche sui corsari albanesi del 300-400, ma non sono mai stati studiati come tali.
Lo stesso vale anche ad esempio per Tulcinio. Tulcinio nel XVII-XVIII secolo era una specie di focolare dei pirati adriatici, ma il primo che ha studiato questo fenomeno è stato uno storico tedesco, Peter Bartel, che ha anche partecipato al primo dei nostri convegni. E soltanto dopo anche Tulcinio Ulzin ottomano è stato studiato soltanto, non soltanto da storici montenegrini che purtroppo hanno pubblicato anche i loro risultati soprattutto in riviste di circolazione molto molto limitato. Allora, il problema che non è che ci mancano le fonti, ma ci manca forse anche la coscienza storiografica e questo comincia in Albania. Questo non vale per la storiografia dell'ex Jugoslavia. Valona è anche un caso un po' a parte perché alla fine del 400, inizio del 500 ha anche accolto molti emigrati ebrei della Spagna e del Portogallo e per qualche decennio è rimasto il più importante centro di presenza di ebrei sefardi, poi si sono trasposti verso Salonica e Costantinopoli. La prima domanda, allora io ho evocato questi studi recenti sui pescatori, la pesca in Croazia di Sabine Florence Fabianez, lei ha citato anche alcuni casi della storia della vita quotidiana dei pescatori, infatti che risalgono ai miei studi su Corciula. Abbiamo in Dalmazia una documentazione che in molti casi è molto più ricca di quella che si è conservata in Italia e questo vale soprattutto per gli archivi regionali. E non soltanto a Dubrovnik. Dubrovnik è stato conosciuto grazie anche alla pubblicità fatta da Prodel. Ma gli altri, soprattutto io ho studiato per anni l'archivio di una piccola isola, Curzola è una piccola isola, ma qui si è conservato tutto il penale. Allora possiamo penetrare anche nei dettagli della vita quotidiana e studiare, ad esempio, che cosa è successo in una notte, una rissa tra pescatori di Ragusa e pescatori di Curzola nelle acque ai confini di Dubrovnik e di Venezia. Allora questo tipo di fonte esiste, lo stesso vale anche per un approccio ad esempio di Reinhard Klusmann che ha studiato anche la storia di singole navi. Ma sicuramente è molto più difficile identificare questo tipo di fonti, ma io oserei dire che per l'Adriatico questo approccio non è completamente impossibile, grazie soprattutto a questa documentazione archivistica dell'altra sponda. Sì, se posso aggiungere, Raucar stesso ha studiato la portualità di Spalato attraverso questo tipo di documentazione che quindi si trova, cioè c'è possibilità. Ovviamente, come dire, io conosco più Spalato di altre situazioni, come dire, sono spesso registri un po' estemporanei, un po' sporadici, non c'è una serialità per cui non riesci a fare una storia seriale, però sicuramente ci sono le fonti per poter studiare anche la marittimità di queste città. Io ho studiato Spalato, non sono andato su queste tematiche perché non era il mio interesse, però lo spazio per fare questo tipo di approfondimenti secondo me c'è. Lo stesso vale anche per Šibenik. Purtroppo Sì. la grande monografia di Josip Kolanovic è accessibile soltanto in croato, ma lui ha studiato anche tutti questi registri di esportazione. È proprio anche questo un po' diciamo un ostacolo molto, molto sfortunato che dobbiamo anche un po' sormontare insieme, e questo è la barriera linguistica.
E anche nella versione scritta del mio contributo io vorrei anche offrire tutta la ricchezza soprattutto della storia marittima nella storiografia croata. E noi dobbiamo anche riflettere assieme anche con i colleghi croati come possiamo collegare un po' meglio le diverse scuole, tradizioni storiografiche, perché il materiale c'è, ma non soltanto il materiale, c'è almeno una tradizione di 150 anni di storiografia croata che deve essere mobilizzata anche per contesti mediterranei più ampi. Veneziano. Veneziano o latino? Veneziano o latino, come era tipico della cancelleria dei rettori veneziani del tempo. Ah sì, grazie. Ma io non faccio una domanda, io vi ascoltavo e ragionavo. Credo che il bello di questa iniziativa è perché compariamo due mari che c'è poco da comparare, sono diversi, sono d'accordo, sono due cose. Tra l'altro poi, non so, se voi pensate a Pisa, domanda da scuola, Pisa è sul Tirreno, no? È Mar Ligure, quindi noi abbiamo una concezione del Tirreno, anzitutto in questo convegno abbiamo una concezione del Tirreno che si mangia il Mar Ligure, poi non so quanto sono contenti i genovesi di questa nostra... però l'ha detto Antonio Musar, ha nominato categoria e io non ho dubbi che l'Adriatico è una categoria storica e storiografica, ma partendo da cose semplici, io ho un collega modernista che insegna a Pescara e lui è di Salerno, e lui ha detto che lui è cresciuto sul mare, è il mare più bello del mondo, la costiera amalfitana, eccetera, mai non ha sentito non so che vocazione tirenica in quel senso lì. Arrivato a Pescara, ci vive da un po', e i pescaresi, accanto all'identità pescarese nel calcio abruzzese, hanno un'identità adriatica e lungo la costa italiana dell'Adriatico è molto sentita, non c'è solo la Coop adriatica da Chioggia a non so dove, ma è sentita questa cosa, è meno sentita dall'altra sponda che io conosco, però c'è, Jadran c'è, il mare è più un mare fine, confine, molto nel caso albanese, proprio alla fine del mondo, quindi un po' meno nel caso croato c'è un'elaborazione dell'Adriatico, se non altro per distinguersi da Zagabria, no? In quel caso lì, invece nel caso italiano c'è proprio un senso cioè Graciotti che aveva questo uomo adriatico che lui l'ha formulato, lui era lì dove hanno fatto Osimo, dove hanno fatto i trattati italo-jugoslavi, no, del 75, Osimo. È proprio sentita la cosa, però sono d'accordo con Musara, ma credo che sia il bello di questo convegno e di quello che pensiamo fare, non è paragonabile. Allora io ovviamente ho studiato l'Adriatico, lo diceva Brodel, e il Mediterraneo su scala minore, no? Io l'ho chiamato il Mediterraneo del Mediterraneo, ma a voler fare delle belle comparazioni, usare bene l'Adriatico, si può comparare, ed è molto stimolante, col Mar Nero, il Baltico, il Golfo Persico, che diventa poi a un certo punto è controllato dai portoghesi, e il Mar Rosso. Sono questi budelli, no, lunghi, per cui l'Adriatico, fare una storia comparativa Baltico-Adriatico, ci sono già stati infatti studi pionieristici, però si va bene, è molto più difficile col Tirreno. Questo è il fatto. Un'altra aggiunta che parlavo della navigazione. Io ho studiato tutta la vita sto Adriatico, però l'anno scorso incontro il cugino di il marito di mia cugina, e lui è di Pola, è un ingegnere, e si è comprato una barca a vela ad Ancona. Tra l'altro è uno degli italiani che non sono andati via dall'Istria, ma sono arrivati in Istria nel 48 da Monfalcone, quei discendenti dei comunisti. Adesso lui è borghese, ingegnere, però insomma ha fatto un percorso inverso,
ma quindi comunque italiano, e quindi va ad Ancona a comprare la barca a vela e poi la prepara, la sistemano, poi veleggia da Ancona a Pola. Allora io conosco la geografia studiata, eccetera, però ci voleva lui e mi ha detto, guarda, mi dice, sono partito la mattina, sono arrivato a metà Adriatico e vedevo ancora la punta del Conero. A un certo punto vedevo la punta del Conero e la punta del Monte Ossero davanti all'Istria, che vedo io da casa mia, 540 metri di altezza, e il Conero è idem, cioè non sono più di 600 metri. Ecco, questo è l'Adriatico. Lì si spiega tutto in una gita con la barca a vela. È arrivato la sera, era partito alle 8 da Ancona, alle 8 di sera era a Pola. Ma poi ha detto che in mezzo all'Adriatico ci sono piattaforme abbandonate, piattaforme per estrazione del gas. È tutto un mondo strano, proprio in mezzo al mare. Però mi ha colpito, lì c'è la spiegazione di tutto, c'è tutto. Poi la tendenza è a livello amministrativo e geografico si divide l'Adriatico in 3 parti, che poi corrisponde anche a tutta una serie di complementarietà, per cui è ovvio che Ragusa va a prendere il legno sul Gargano, è ovvio, che c'è Bari e Antibari, no? È ovvio, no? Poi che ci sia questa complementarietà, no, studiata da Graciotti tra le Marche e la Dalmazia, e poi che c'è questa arco, io lo chiamo arco veneziano, cioè questo che va dalle bocche del Po fino alla punta dell'Istria, che praticamente è un mare intimo, si conoscono tutti. Io a Chioggia, uno che stava là al museo, no, all'Istituto di Biologia Marittima, diceva che i ciosotti andavano a prendere le mogli a Cherso, quindi per dire quanto intima era. E queste cose diventano difficili ma non impossibili. E poi l'altra domanda, ma sono tutti ragionamenti, e ordine, parcelle, eccetera, eccetera, però io ho misurato personalmente attorno al Mediterraneo, prendendo la popolazione di chi sta in riva al mare, 90-95% non sono marittimi. Cioè noi storici privilegiamo la marittimità, ma è il minimo. La cosa più eclatante si vede proprio in Liguria. Lì stanno le Cinque Terre, vedono il mare, ma hanno il terrazzamento, cioè il sistema mediterraneo, vanno su, giù, ma non sanno nuotare. Ma la stessa cosa in Montenegro, ma la stessa cosa in tante isole. E quindi c'è una minoranza. Io sto in un piccolo villaggio in Istria, ma la mia famiglia ha vocazione marittima, ma sarà 2-3 famiglie su 100 famiglie, e questa proporzione io la vedo tutta attorno al Mediterraneo. Poi noi storici, no? Roberto Lopez, eccetera, rivoluzione, noi tendiamo a vedere il network marittimo che c'è, che porta ricchezza, che crea città come Genova e Venezia, ma sulla totalità geografica dei mari è una parte minoritaria. Ma no, sono solo ragionamenti. Volevo continuare la riflessione del professor Ivetici, appunto posso portare la mia testimonianza. Io sono un liparoto, vengo da un'isola, e tutte le famiglie liparote, vecchie famiglie, cioè che stanno sull'isola da 2-3 secoli, sono tutti contadini. Io vengo da una famiglia di contadini. I pescatori di Lipari li chiamava mio nonno gli acitani, perché erano tutte persone che erano emigrati da Citrezza, da quelle parti dal Catanese, che si erano trasferiti a Lipari e hanno iniziato a pescare. Cioè sono poche le comunità marittime siciliane di pescatori da generazioni o da secoli, no? C'è appunto a Citrezza, c'è Mazzara del Vallo, ma sono poche appunto le comunità di pescatori autoctone. Invece volevo fare una riflessione a proposito di cosa è cambiato rispetto alla conferenza su Venezia, Genova e Levante, cioè da questi 25 anni. Secondo me quello che è cambiato, e lo si vede nel programma di questa conferenza, è un'attenzione maggiore alla periferia. Cioè è interessante come in questa conferenza
ci sia soltanto una relazione su Venezia, non ci sia una riflessione su Genova, ma addirittura c'è una riflessione sulla Genova minore, cioè sugli scali minori della Liguria. E questo è interessante e credo che questo sia anche dovuto dalle vicende politiche post 11 settembre o guerra globale al terrorismo, dove si è visto come la periferia, un evento politico periferico in Iraq, in Afghanistan, incida così pesantemente nella storia globale, nella storia europea, nella storia del mondo. Quindi c'è stata secondo me una tendenza ad abbandonare i grandi centri politici, i grandi poli e a guardare più a fondo forse, ecco, esatto, i posti dimenticati, come peraltro è ad esempio la Puglia, nella dimensione marittima, lo dirò domani nella mia relazione, la Puglia è non esistente nella storiografia, no? E qui poi si è avuta appunto la sensibilità di mettere una relazione sulla Puglia, ma credo che sia anche dovuto a questo interesse per la periferia che forse 25 anni fa non c'era. Sì, prego. Faccio un passo piccolo indietro rispetto a quello che è appena stato detto. Devo confermare che le piccole e le medie isole del Mediterraneo non praticano la pesca come attività economica prevalente, sono contadini. C'è l'agricoltura è dovunque. Io sto studiando da tempo Ustica attualmente ha un pescatore, tutto il resto sono contadini. Cioè, e da qui rinvio al grande libro fatto da Lelannou di geografia sulla Sardegna. La Sardegna ha scoperto il mare recentemente. Cioè, la Sardegna viveva all'interno. Le coste della Sardegna sono poco antropizzate. Una cosa che mi interessa molto, ma è stata detta prima da lui, cioè non so perché ho trovato pochissima documentazione sullo studio delle distanze matrimoniali nelle città di mare. Cioè, chi vive nelle città di mare, escludiamo un attimo Venezia e Genova, però gli altri centri, la moglie o il marito, quanto distavano dall'abitazione? Io ho fatto questo anni fa sui laghi e ha dato dei risultati straordinari. Era più facile trovare i dati. Sulle città di mare, dove andavano a cercare moglie? Adesso il caso che diceva prima, credo di Chioggia, no? No, ma anche della Chioggia, ha detto Ivetic, sì. Ci sono altre comunità che andavano a cercare moglie molto lontano. Ma dove? Non vicino, lungo la costa, dalla parte opposta. Perché il mare, l'acqua, è molto più, percorribile rispetto alla terraferma. Questo è sui laghi. Ma mi piacerebbe sapere se questo è confermato anche sul mare, perché sarebbe una cosa molto interessante non solo dal punto di vista storico, ma anche antropologico. Io non lascerei questi pescatori così facilmente. Per esempio c'è un villaggio Komisa su isola di Vis, Lissa, dunque che sono pionieri, come si dice? Pionieri per esempio di pesca in California, in New Zealand, tengono oggi 80% tutte le concessioni sui tonni nelle acque australiane e così via. Dunque è una tradizione incredibile, veramente incredibile. Per esempio c'è un amico mio che seguiva uno di questi pescatori giorno per giorno, dunque proprio per capire sua concezione di meteorologia. Dunque 20 anni fa, adesso hanno ricostruito passo per passo, dunque giorno per giorno, che lui assolutamente con 100% prevedeva situazione meteorologica non solo per domani mattina, ma diciamo per alcuni giorni più avanti. Poi in cali o sali su Isola Lunga, per non menzionare altri. Dunque ci sono veramente
villaggi completamente dedicati alla pesca, dunque, in una maniera che è incredibile, no? Per esempio erano pionieri su Atlantico, dunque primi che hanno inventato diciamo, queste, come si chiamano, gabbioni trasportabili, erano pionieri a Alaska, dunque, tanti patenti, dunque, della gente proprio illiterata, che hanno patentato, no? Negli Stati Uniti e così via, anche a Isola di Brač, su Martin, per esempio, anche un diciamo, esempio di questo villaggio. Dunque, sono d'accordo, no, con l'Invertic, ma comunque non, diciamo, dimenticherei che ci sono non uno di questi villaggi. Grazie. Comunque, se posso un attimo la sollecitazione su dove cercavano moglie o marito, appunto da Chioggia a Carso. Io ho un po' studiato diciamo, queste questioni matrimoniali per Venezia. Come dire, non le cercavano sicuramente nelle città dalmate o nelle città albanesi o nelle città adriatiche, ma semplicemente perché, come dire, questi venivano a Venezia, quindi li trovavano a Venezia, ma provenienti per gran parte da città dalmate o città albanesi, perché c'era una fortissima immigrazione da tutto l'Adriatico verso Venezia, e questo poi ovviamente alimentava queste forme di matrimoni misti, però non li cercavano fuori, cioè ce li avevano già in casa, questo voglio dire. Sì, scusa. Sì, poi chiudiamo. Sì, no, solo una cosa, a me sembra che stiamo un po' girando attorno, alla fine dei conti, al libro di Chris Wickham. La cosa più interessante del libro è forse il titolo, The Donkey and the Boat. Quindi l'asino e il battello, cioè il titolo è veramente riuscito perché descrive, il titolo è riuscito, non dico altro, ma descrive, diciamo, molto bene quello che è la geografia, dove appunto zone a esclusiva vocazione ittica si alternano a zone a vocazione commerciale, e dove c'è una preponderanza reale, questo sì, del donkey, dell'asino, quindi delle mulattiere, dell'agricoltura, della gente di terra, diciamo così. Però questo spiega anche, anzi ci dovrebbe spingere anche, a ragionare effettivamente per microecologie, come si diceva prima, cioè per non macro insiemi, perché effettivamente di fronte a tutto questo due poli come Genova e Venezia inevitabilmente emergono. Cioè, emergono per molti motivi, documentariamente, perché sono poli di attrazione. Anche Genova come Venezia attira un'immigrazione da tutto il Mediterraneo, così che abbiamo matrimoni misti con schiave circasse che vengono poi affrancate e così via. Però sono delle realtà non paragonabili forse alle altre realtà né del Tirreno, del Mediterraneo. La vocazione marittima genovese è assolutamente evidente, su questo non si discute. Il genovese ha il Mar Ligure perché vede di fronte la Corsica, e tutt'oggi se vai sulle alture di Genova qualcuno dice di vedere la Corsica, che è piuttosto impossibile, ma la voce allora, questo è il Mare Nostro Ligure, che non è più Tirreno, eccetera. Per cui c'è Genova e Venezia forse, e poi c'è l'Adriatico e c'è il Tirreno. Non lo so, la pongo come oggetto di, diciamo così, di riflessione. Sì, ed è proprio quello di cui vorremmo parlare domani, perché sarà proprio l'oggetto di queste riflessioni di domani. No, c'è un'altra, forse l'ultima domanda, poi lasciamo. No, in realtà non era una domanda, ma era solo una cosa velocissima, era solo per rimarcare quello che era stato detto, cioè ci sono aree a fortissima vocazione terrestre, ma ci sono alcune comunità che sono iper specializzate in ambito marittimo, ma anche con alcune specializzazioni nella specializzazione. Io ho in mente un paesino in Liguria, Alassio, che diventa uno dei centri internazionali della pesca del corallo. Quindi sono delle comunità che vivono totalmente di mare. Nella baia di fianco sono tutti agricoltori, non cambia niente. Quindi, come dire, si ragiona in realtà a macchia di leopardo, mi sembra spesso. Era solo per rimarcare questo.
Va bene, allora grazie a tutti per questo pomeriggio, ci vediamo domani mattina alle 9:15, alle 9:30 per la sessione di domani mattina, però devo ricordare appunto ai convegnisti che questa sera ci troviamo alle 7:45, sbaglio? 7:45 qui giù davanti all'entrata di Palazzo Loredan per andare a cena al Baccaretto che è a 3 minuti, 5 minuti, quindi 4:30, ecco. Quindi facciamo molto, comunque ci troviamo alle 7:45 qui davanti al portone. Va bene? A domani.